È tempo di nomina allo IOV, Istituto Oncologico Veneto, che ha un nuovo direttore generale, Giorgio Roberti, già DG dell'ULSS 7 Pedemontana e dell'ULSS 9 Treviso. Roberti prende il posto di Patrizia Simeonato. A lui la responsabilità dell'istituto che integra ricerca e assistenza nel campo dell'oncologia per 5 milioni di veneti e anche per pazienti da fuori regione. Il nuovo DG traccia le linee di lavoro in attesa delle direttive regionali per il 2019. Consolidare questi rapporti con l'azienda ospedaliera e l'Università di Padova, sviluppare ancora di più il coordinamento della rete oncologica veneta in collaborazione con la Regione e le altre USL del Veneto. Implementeremo la ricerca ancora di più, soprattutto la ricerca traslazionale, quella che comporta delle dirette ricadute per i pazienti. 1 dicembre è una cessione del ramo d'azienda, che cosa succede? La cessione del ramo d'azienda da parte dell'azienda 2 di Treviso di 5 unità operative comporterà un aumento della capacità dell'offerta da parte dello IOV ai cittadini veneti relativamente a quello che è soprattutto il settore assistenziale.